Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Emozioni forti oggi nella 30ª edizione del Rally dei Laghi, seguito in diretta per tutta la giornata da Prealpina. Il dominio di Di Palma è stato spezzato nell'ultima prova speciale da Spataro, che si è aggiudicato la corsa. Il servizio di Giuseppe Macchi con le immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Il Rally dei Laghi, edizione 2022, termina a Schiranna di Varese. Sul lungolago è Andrea Spataro e Alessia Muffolini che gioiscono con la Skoda Fabia numero 4. Precedono di 28 secondi e 2 gli sfortunati Di Palma e Cobra con Volkswagen Polo che terminano la loro gara con una problematica all'idroguida. Terzo posto assoluto per Beppe Fregugli e Marco Pollicino con Skoda Fabia numero 2 a 58 secondi dal vincitore. Quarti sono Pensotti e Broglia con Skoda Fabia, i due conduttori di Laveno Monbello, e al quinto posto chiude Andrea Crugnola con Andrea Sassi, due varesini con la Peugeot 106 Maxi del team SMD, chiudono con un entusiasmante quinto assoluto, una rincorsa che li ha caratterizzati dal nono al quinto nel finale. Andiamo ora nel milanese, 2 incidenti in poche ore, entrambi gravissimi. Un giovane di 21 anni è stato investito e ucciso da un'auto a Cesano Boscone, nel quartiere Tessera. L'incidente è avvenuto ieri sera. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica, ma hanno potuto solo constatare il decesso del 21enne. Un ragazzo di 24 anni è stato investito a sua volta questa notte mentre attraversava sulle strisce lungo i bastioni di Porta Nuova a Milano ed è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, un ragazzo di 21 anni che si è fermato dopo l'incidente. I sanitari hanno intubato il ragazzo e l'hanno portato in codice rosso in ospedale. Un altro incidente, per fortuna meno grave, questa mattina a Gazzada Schianno. Lo scontro fra due auto lungo la strada provinciale 57 ha provocato il ferimento di 6 persone. Sul posto, con soccorritori e vigili del fuoco, i carabinieri di Varese. Tra i feriti anche una bambina di 11 anni. 3 delle persone che hanno riportato conseguenze fisiche sono state trasportate all'ospedale di Varese, una a Gallarate. Per un'altra è stato reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale di Legnano. Il dramma della guerra in Ucraina è la mobilitazione per accogliere i profughi. Nel Varesotto in tanti si stanno muovendo. Varese e Saronno tendono la mano ai profughi. Il servizio della redazione. Il territorio varesino si muove per aiutare i profughi ucraini. Oggi il sindaco di Varese Galimberti, insieme con la vice sindaca Perusin e l'assessore servizi sociali Molinari, ha incontrato la comunità ortodossa varesina esprimendo vicinanza e piena solidarietà al popolo ucraino. Siamo al lavoro per organizzare il sistema d'accoglienza e dare così supporto ai profughi, tra cui molte donne e bambini in fuga dalla guerra, ha spiegato il primo cittadino. Anche Saronno si sta preparando in tal senso. Ilaria Pagani, assessore alla coesione sociale, annuncia che in città stanno per arrivare profughi, donne e bambini dall'Ucraina e che ci sarà bisogno di spazi di accoglienza e beni di prima necessità. Pagani invita ad attivarsi subito chiedendo la collaborazione di tutte le associazioni per un primo intervento. Infine lo sport, calcio Serie D. Nel girone A un buon Varese vince a Masnago contro l'Imperia, 2-0, gol di Marcaletti e di Sabato. Per la Caronese pareggio interno senza reti col Fossano. Nel girone B Legnano sconfitto 2-0 dalla Casatese, colpo della Castellazzese a Desenzano con gol di Chessa nel finale e infine battuta anche l'Arconatese che cede 2-3 in casa col Villavalle. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!